Antonio Carraro SpA, leader mondiale nei trattori speciali. Io sono Liliana Carraro, direttore delle relazioni esterne, immagine e comunicazione, nonché socia anche dell'azienda. Sono Rosanna Dalmas, una degli amministratori del Madificio Giordanos, azienda che si occupa di abbigliamento in maglia di alta gamma per i mercati internazionali. Io sono Alice Vittatello, lavoro in Margraf SpA, un'azienda che lavora il marmo a 360 gradi, dall'estrazione del blocco in cava alla trasformazione in lavorato finito. Il mio ruolo è quello di responsabile marketing. Allora, noi vorremmo, proprio in concomitanza dei 110 anni dell'azienda nel 2020, cominciare a pensare di allestire un atelier anche da un punto di vista proprio di esposizione. Noi vorremmo proprio che comunicasse con il territorio, perché Campodarsego è un po' la culla della meccanizzazione agricola. Un museo come questo fondamentalmente si costituisce di materiali fisici, materiali oggettivi, ma anche e soprattutto di quelle che sono tutte quelle piccole peculiarità che ne hanno fatto la storia dei rapporti creati attraverso il territorio per il territorio. La volontà di fare questo percorso è per imparare a raccontarsi. Sentiamo molto questa esigenza per trasferire comunque una storia di una vita, di una famiglia. Riteniamo che sia una cosa bella poterla trasferire ai posteri e dare valore anche alle persone che con noi hanno fatto questo percorso insieme. Ritengo che il lavoro che stiamo facendo proprio sulla costruzione della narrazione aziendale dovrà avere una evidenza importante, non solo nell'offline ma soprattutto nell'online. L'archivio storico Margraf si è sempre considerato un patrimonio per l'azienda, anche per valorizzare lo stesso marchio. Il nostro obiettivo era quello, ed è quello, in un'ottica appunto di questo percorso che abbiamo portato avanti, di cercare di aprire ogni faldone e digitalizzare il materiale all'interno di esso. Si passa attraverso la digitalizzazione di tutto questo corpus affinché possa essere più facilmente fatto fruire, distribuire e quindi dato laddove serve, con le proprietà e con gli attributi di riservatezza del caso, alla maggiore quantità possibile di attori, partner, distributori di questa azienda. Tutte le nostre aziende manifatturiere sono bravissime nel creare dei manufatti di qualità eccellente, un po' meno brave nel saperlo comunicare. Un museo d'impresa organizzato con una forte dignità, un forte impianto anche logistico, fisico di rappresentanza, per dare ancora più forza e ancora più enfasi al proprio valore, al proprio heritage, alla propria eredità culturale.